Buongiorno Renzo, buongiorno al nostro consueto appuntamento. Professor Maggi, buongiorno a lei. La gente mi chiama professore in giro e questo mi fa, non è vero, però mi fa piacere. Vabbè. Lei è il professor Maggi. Professor Maggi, ho questo nome. Se la gente la chiama professore, la cosa mi fa estremamente piacere. Vuol dire che guardano. Che vuol dire che guardano? Guardano lo sprizzetto. Allora, lo sprizzetto oggi allarga i suoi confini. Sì. Extra provincia di Rovigo, perché io ho trovato un articolo abbastanza preoccupante dal Sole 24 Ore che dice: il solare termodinamico chiude. La guerra persa con burocrazia e comitati, blocco totale, l'associazione di categoria si scioglie, 14 progetti avviati con 300 milioni di investimento e nessuno è arrivato in porto per quanto riguarda le energie pulite. E questo nella regione? In particolar modo l'articolo parla della regione Sardegna, perché sono intervenuti i verdi, sono intervenuti gli ecologisti, il deturpare il paesaggio eccetera, e è un po' in contrasto con quello che poi vorrebbero ecologisti e verdi, che vorrebbero energia pulita al 100%, e chi meglio del fotovoltaico potrebbe farlo. Questo è uno degli elementi che caratterizzano la nostra stranissima Italia, dove la stessa categoria politica, cioè gli ambientalisti anche un po' radicali, sono a favore di una cosa e contemporaneamente il loro contrario è spiacevole, professor Maggi. Professor Maggi, sa amico mio, è spiacevole perché mentre invece Rovigo è in controtendenza. Beh, questo se vuoi ne parliamo subito, ne parliamo, però volevo rimanere spieghiamo perché. Sì. Rimaniamo. Volevo rimanere qua. Perché un investitore straniero deve venire in Italia quando abbiamo di questa è una bellissima domanda. E perché con una burocrazia come la nostra, parleremo dopo se abbiamo voglia, di coronavirus, hanno fatto un ospedale in 10 giorni. Sì, non hanno il TAR in Cina. Sì, ma al di là di quello, ma probabilmente hanno anche meno lacci e lacciuoli, a parte nell'emergenza che noi abbiamo una certa libertà. No, là lacci e lacciuoli non ce ne sono. Però lei si domanda perché, come mai, se gli stranieri verrebbero in Italia, lei ha dato la risposta, non vengono per questo. Ma non possono venire. Rallentano sempre più. Ma poi noi ci aggiungiamo anche leggi retroattive, dove oggi è così, domani cambia, però ti penalizzo anche per gli anni precedenti. All'estero succede così? No, noi abbiamo all'estero c'è una cultura soprattutto nei paesi anglosassoni, del risultato del caso concreto e del buonsenso che da noi non c'è. Noi però abbiamo un record mondiale. Noi abbiamo l'UCAS, l'Ufficio Complicazioni Affari Semplici, che è permanentemente in funzione. Il risultato è quello che lei... Un'economia che soffre, rallenta, soprattutto sui settori innovativi. Comunque il fotovoltaico, quegli impianti li saltano non per motivi di natura tecnologica, ma saltano per motivi di natura paesaggistica, cioè dà fastidio le pale rotanti e altre cose. Il risultato: nasce un comitato e le autorità prendono paura. Ma questo è determinato da questa corsa al sondaggio, nel senso che fai una cosa, fai un sondaggio, non è la gente favorevole o meno e la blocchi. Certo. Cioè, vivere così alla giornata, che un pochino è una deriva dalla Seconda Repubblica, dagli anni 90, dall'intervento, adesso lo dico per analisi, da quando è arrivato Berlusconi, ha insegnato come si fa a controllare i sondaggi, però di sondaggio si muore. Ma più che sondaggi sono minoranze organizzate che organizzano il dissenso. Quando si organizza il dissenso dipende dagli amministratori, però se sono fermi e certi nella loro scelta, l'aspetto è positivo. Se invece sono incerti, perché anche nel mondo dell'imprenditoria in questo caso non è tutto oro ciò che luccica, a volte ci sono avventurieri e a volte ci sono imprenditori seri, è che nel non distinguere si preferisce dire di no, punto e basta. E per venire fuori? Più cultura,
più preparazione e più cultura da parte di coloro. Dico una cosa in controtendenza, ma più cultura nei confronti di chi si è governati e nei confronti di chi governa. Cioè, chi governa deve, il problema è che chi governa deve studiare e sapere di ciò di cui si occupa, e qui invece ogni giorno si ha paura. Che chi governa deve avere anche il coraggio di dire no. Ah, certo. Perché è molto più facile dire sì. Diciamo che però in questo settore è più facile dire no. Ah sì, no, ma nel senso dici... sì, è chiarissimo. Il contrario. Vabbè, sai cosa? Professor Maggi, speriamo che abbiamo toccato un argomento. Sì, ma speriamo che la nostra Italietta ne venga fuori, perché poi abbiamo delle potenzialità. Dopo ti dico un'altra cosa domani. Ci vediamo domani, arrivederci.